Mancano pochissimi giorni, due, alla partenza di due seminari dedicati al ciclo di San Giovanni in Sardegna, ai quali tengo veramente tanto. E nonostante abbia molte cose da fare, molto carine, delle quali poi ti racconterò tutti, ci tengo particolarmente a raccontarti a dovere questi due seminari, perché vorrei che tu fossi in aula con noi. Quando mi stavo approcciando allo studio nella Sardegna in ambito universitario, sono stata presa da un'ansia incredibile perché c'era moltissimo materiale, tantissime cose da sapere e la Sardegna era praticamente infinita, con tantissime varietà e varianti, per cui a un certo punto ho pensato che non ci avrei mai capito niente e ho iniziato a sentire le mie radici in Sardegna, ma percepire che quelle radici erano malate e a temere che forse non sarei mai riuscita a risanare il mio rapporto con la mia terra e con i miei antenati che qui hanno vissuto. Un giorno durante un'intervista ho conosciuto nonna Rosa, una nonna fantastica che mi ha raccontato veramente un sacco di cose sulla Sardegna, ma mi ha particolarmente incuriosito parlandomi di questo ciclo, il ciclo di San Giovanni, e lei mi disse: quando rinascerò, se mai rinascerò, vorrei rinascere tutte le volte durante quel periodo, perché tutte le cose belle che possono succedere in Sardegna è durante quel periodo che succedono. Io lì mi sentivo una ragazza libera, sospesa, felice. San Giovanni ha messo un punto nella conoscenza da parte mia della Sardegna. Da quel punto in poi io sono partita e da lì ho capito l'acqua, il fuoco, i sardi, le streghe, le erbe. Ho capito la magia della Sardegna, che è una terra nella quale convivono pacificamente i contrasti e questi contrasti, quando si legano, creano meraviglia. Ho scritto questi due seminari dedicati al ciclo di San Giovanni proprio per questo motivo, non solo per spiegarti le erbe, non solo per raccontarti qualcosa di più in merito alle streghe, non solo per raccontarti qualcosa di più e spiegarti i riti che si legano al mondo dell'acqua e al mondo del fuoco, ma per aiutarti a mettere un punto dal quale tu potrai partire per conoscere Sardegna e per risanare letteralmente le tue radici. Per cui ti aspetto a lezione. Ti abbraccio, ci vediamo online.